Verso l'Expo 2015, nutrire il pianeta, libri da gustare, questo è il tema dell'incontro in intersezione provinciale su enogastronomia e territorio, organizzato dalle sezioni Fidapa di Naro, Agrigento e Racalmuto, presso l'agriturismo Coscio di Badia a Naro. Una 2 giorni interamente dedicata alla mostra delle eccellenze tipiche del territorio provinciale e all'insegna della cultura, dell'arte e della gastronomia. L'iniziativa ha visto il forte impegno di Gera Destro, presidente della Fidapa di Naro. Sì, un momento molto ricco veramente di comunicazione e di anche integrazione. Abbiamo fatto cultura, colture, abbiamo presentato i prodotti delle nostre ditte proprio locali, sono stati molto disponibili, abbiamo anche coinvolto le nostre tradizioni folcloristiche e abbiamo in un certo senso anche fatto rivivere il vero folklore. È stato un momento veramente apprezzato da tutti, io non immaginavo, è stato un esperimento della Fidapa che ha voluto fare verso l'Expo 2015 e devo dire sono soddisfatta insieme alle mie amiche presidenti fidapine che mi hanno grandemente collaborato, Agrigento, Racalmuto che mi è stata anche vicino e tutte le altre socie presidenti delle Fidape in intersezione. Questo premio Comunica Buono è stata anche una scelta perché ogni anno vorremmo riproporre lo stesso premio perché abbiamo bisogno veramente di sentire notizie positive, notizie di sviluppo del nostro territorio e notizie dove veramente finalmente si vede uno spiraglio di luce. Nel corso proprio dell'iniziativa abbiamo dato anche un premio alla stampa, al giornale di Sicilia con Guzzone Flavio che è di Enna, dove è sempre impegnato sul sociale, si occupa proprio di centri diurni Alzheimer e veramente si sta lottando proprio perché abbiamo sui nostri territori la presenza dei centri diurni. È veramente un caro anche saluto e siamo soddisfatti anche che abbiamo premiato Alfonso Bugea che ci è stato anche vicino nelle nostre iniziative Fidapa. TVA abbiamo scelto Margherita Trupiano, una donna impegnata sul sociale, una donna veramente eccezionale, di grande spessore e di grande qualità. La serata conclusiva si è svolta alla presenza dello chef Pino Cuttaia che ha presentato la sua ultima fatica editoriale per le scale della Sicilia. Il cibo è una forma di comunicazione, sicuramente è una forma di arte perché vuole comunicare un po' con tutti. Credo che la cucina deve essere riproducibile perché è una cosa che comunque non deve essere per pochi, deve essere per tutti. Perché proprio il cibo vuole, o il popolo, o i popoli, o le persone hanno voglia veramente di comunicare. E il cibo oggi è l'ingrediente, è la cosa oggi fondamentale per poterlo fare. Ecco perché un po' tutti i media sono interessati, oppure tutte le persone sono interessate al cibo, proprio perché è un mezzo di comunicazione. A seguire la consegna dei riconoscimenti Comunica Buono 2015 ai giornalisti Margherita Trupiano di TVA, ad Alfonso Bugea del Giornale di Sicilia e a Flavio Guzzone del giornale La Sicilia. Infine una degustazione guidata dei formaggi di capra e giugintana a cura del dottor Ignazio Vassallo di Slow Food.